La data del 3 ottobre è stata scelta per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita in circostanze simili. Il 16 marzo del 2016 il Senato approvò la legge 45-2016 che ha istituito la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, con un intento commemorativo: conservare e rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria. Ma la tragica ricorrenza è diventata anche l'occasione per riflettere sul fenomeno migratorio e per diffondere la cultura dell'accoglienza. Di questo obiettivo si occupa il Comitato 3 ottobre, che anche quest'anno ha organizzato il progetto Lampedusa Porta d'Europa in collaborazione con il MIUR. L'iniziativa Siamo sulla stessa barca inoltre ha portato sull'isola siciliana gli alunni di più di 60 scuole da 20 paesi dell'Unione Europea. In programma ci sono state fino al 3 ottobre i laboratori, gli workshop svolti in via streaming, oltre a 2 tavole rotonde con i giornalisti che si sono occupati dell'argomento. Sono intervenuti tra l'altro diversi operatori del settore: Carlotta Sami, portavoce per l'Italia dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, cosiddetto UNHCR, la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina in collegamento, Juan Fernando López Aguilar, presidente della Commissione diritti civili del Parlamento europeo, oltre ovviamente allo stesso Pietro Bartolo, allora medico e quest'anno eurodeputato parlamentare. La cerimonia si è svolta stamani con la deposizione in mare di una corona di fiori, diverse le iniziative sul tema che si svolgono anche in altri luoghi dell'Italia. Nel 2020 sono state 647 le persone che hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo, di cui 462 proprio nella tratta del Mediterraneo centrale che porta dalle coste del Nord Africa a quelle italiane. È un dato decisamente inferiore rispetto al passato. Dal 2014 al 2016 si registrarono circa 3.000 vittime all'anno, come riporta l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Negli ultimi 9 mesi è ancora calato il tasso di mortalità, ovvero la percentuale delle vittime in relazione ai tentativi di attraversamento, all'1,4% dal 4,2% del 2019, un segnale molto incoraggiante, ma non abbastanza per chi come Bartolo ha vissuto in prima persona questo dramma negli ultimi anni. Il nostro mare è diventato ormai un cimitero.